Vinacria è un contenitore magnifico, strepitoso, multiforme, fatto di contenuti bellissimi, vivi. Questo è Vinacria per noi, l'esaltazione del buono, del bello e del giusto. Tanti produttori, tantissimi da tutta la Sicilia, tanti well lover, tanti operatori qui per questa festa strepitosa. Vinacria è cuore, Vinacria è testa, Vinacria è cultura, Vinacria è amicizia. Che bello, sono stato a Vinacria, mi sono divertito come un matto insieme a tantissimi amici, con tanti poi colleghi giornalisti molto bravi che insieme a me hanno degustato e hanno partecipato a queste masterclass uniche e devo dire veramente esclusive, delle masterclass poi con grandi nomi che parlavano di grandissimi vini, perché non dimentichiamo che la Sicilia è veramente oggi un modello culturale di vino veramente straordinario. Io lo adoro perché è variegato, eterogeneo e qui si può degustare veramente dal mare alla montagna, passando per la collina. Insomma, cosa vogliamo di più? Evviva la Sicilia del vino, evviva Vinacria! Noi siamo felicissimi, per noi Vinacria è una forma di orgoglio perché è la prima manifestazione che insomma, viene fatto qui a Siracusa e che raggruppa produttori, cantine, quindi mette insieme e crea connessione un po' tra i diversi territori. Abbiamo appena terminato la masterclass Barocco e Moscato, siamo contenti di aver aperto questa prima edizione di Vinacria con questa prima masterclass, tutta territoriale. Abbiamo parlato di Barocco e di bottiglie, ogni bottiglia è stata abbinata ad una eccellenza paesaggistica del nostro territorio. Parliamo del Barocco ovviamente del Val di Noto. Un solo filo conduttore per tutto il territorio del Val di Noto, però diversi modi di interpretare questo vitigno veramente meraviglioso. È stata una bellissima masterclass, degli spumanti molto interessanti e soprattutto anche una bella masterclass perché abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i vari vitigni che vengono spumantizzati qui in Sicilia delle differenti zone, sia dalla parte est che dalla parte ovest. La bellezza è stato proprio il confronto, la qualità che è sempre migliorata. Mi ha entusiasmato la selezione e il livello dei partecipanti, delle novità che ho potuto degustare, della formula anche estremamente giovane di approccio, facendo filtrare il messaggio che il fare sistema e avere nuove idee buone nel mondo del vino è vincente. Oggi ho il piacere di essere qui ad Ortigia in occasione di Vinacria. Ho avuto la possibilità insieme ai miei colleghi di parlare di giovani con il mio super gruppo Generazione Next. Si sono affrontati tanti temi, l'attualità soprattutto, come facciamo a far avvicinare i giovani al mondo del vino. Ecco, noi abbiamo dato degli spunti, ne abbiamo discusso con professionisti, ma anche col consumatore finale, che è quello che dobbiamo portare in questo fantastico mondo del vino. Vinacria è un evento, devo dire, molto bello. Sto vivendo una particolarità, una bella emozione, un'esperienza nuova, ma qualcosa che probabilmente mancava. Mi ha entusiasmato quando sono stata invitata a partecipare a questo salone, a presentare per me un libro importante che ho costruito. Ci sono veramente dei nuovi talenti, ci sono delle grandi famiglie storiche e dei territori da scoprire, proprio un po' come il territorio di Chem che può essere scoperto. Allora ho deciso di partecipare al Vinacria Festival del vino, perché il vino è cultura sia nel modo in cui viene prodotto che nel modo in cui viene consumato. Sono qui per raccontare e ho raccontato la mia cultura, la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, attraverso il viaggio di un ragazzo di 14 anni che ha deciso di lasciare la propria casa proprio per inseguire il sogno di diventare qualcuno. Abbiamo scelto la qualità, abbiamo lasciato la quantità in favore della qualità. Era quello che sognavamo, era quello che abbiamo provato a fare ed è quello che abbiamo fatto. Miglioreremo? Certamente, guai a non voler mai migliorare, ma per quest'anno vi ringraziamo. Vinacria Ortigia Wine Fest è un successo nostro, è un successo vostro, è un successo di tutti. Vinacria è la nostra casa. Grazie.